È l'ultimo atto del campionato regionale Under 17 femminile. Dream 5 Futsal Cornedo in diretta dalla Palazzo Lodi, Stefano Testoni con le immagini a regia di Andrea Di Giambattista live su Futsal Veneto TV, per quello che è l'ultimo atto di una corsa che ha visto le pretendenti arrivare qui al Palazzo Lodi per giocarsi il titolo regionale Veneto. Il fischio del signor Damiano Bellini, Futsal Cornedo in completo giallo, i due portieri con la maglia fucsia, il Dream 5 invece è completo verde bordato di bianco e nero. The Champion! Andiamo con le informazioni. Futsal Cornedo, allenata tecnico Lisa Molon con il numero 1 Zara Antonello, con il 2 il capitano Alessia Fioraso, con il 4 Arianna Fioraso, 5 Massignani, 6 Carollo, 7 Buonaiuto, 9 Tonin, 10 Masiero, 11 Zilli, 27 Sandro Giuliana, 29 Vaccari. Il Dream 5 di mister Omar Darmaso schiera con il numero 1 Martina Sciula, con il 3 Boschetto, 4 Cecchini, 7 Alessandra Sciula, 8 Gamba, 9 Del Bosco, 10 Zanazzo, con l'11 il capitano Ariana Pendin, con il 15 Todor Antic, 16 Isidor Antic, le due gemelle del Dream 5, con il 18 Garzotto, con il 20 Antoniazzi, due gemelle anche Sponda Cornedo con la capitana Alessia Fioraso, gemella di Arianna. E questo è l'ultimo atto tra le due squadre che hanno chiuso al primo e secondo posto la regular season. Dream 5 prima con 20 punti, 6 vittorie, 2 pareggi, 2 punti in più del Futsal Cornedo che ha chiuso in seconda piazza con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, numeri importanti perché sono i migliori attacchi ed entrambe anche di ottime difese. Staremo a vedere cosa succederà in campo. 60 minuti, quindi eventuali supplementari e poi in calci di rigore. Di sicuro non ci annoieremo, come è successo nella gara di andata quando vinse il Dream 5 per 4-3, al ritorno invece fu pari e patta con le due squadre che si divisero la posta sul 3-3. Pronto il Dream 5 a dare il via a questa sfida. Sul punto di battuta c'è la capitana Arianna Pendin. Vediamo che tra i pali del Futsal Cornedo va a prendere posto Giada Vaccari con la maglia numero 29, dalla parte opposta invece c'è Martina Sullo, maglia numero 1 per il Dream 5, che tra poco darà il via a questa sfida. Nei primi 30 minuti il direttore di gara chiede conferma alle due numero 1, se tutto è ok siamo pronti al fischio d'avvio che arriva in questo momento con il Dream 5 che cerca subito con l'apertura di Boschetto fuori quota per Giorgio Antoniazzi, un pallone però troppo profondo, quello del numero 3 Dream 5 nero-verde, con il Cornedo che gioca la sua prima palla da dietro con la capitana Alessia Fioraso. Va via sulla corsia laterale, si torna ancora dalla numero 2 Fioraso che cerca l'imbucata, si fa vedere Giulia Tonin che riceve il pallone, rischia di perderlo perché sulla pressione di Asia Boschetto, la numero 9 oggi in completo giallo, blu amaranto, mette palla fuori e può ripartire l'Ore Dream 5, qui è brava a chiudere Sara Masiero la diagonale, si dispone subito bene però la difesa del Dream 5, dunque si riparte ancora da dietro con la capitana Fioraso che distribuisce a destra il pallone per Masiero. Masiero tende il movimento di compagni, ancora Fioraso, si fa vedere qui sotto anche Zini, la palla arriva da Tonin, ancora Fioraso, prolunga il pallone per Masiero, Masiero un'imbucata alta per Zini che viene fermata dall'intervento di Todor Antic che mette in fallo laterale, lato per il Cornedo, viene chiesta il rispetto della distanza, battuto il laterale, Tonin dietro per Fioraso, però è un tunnel alla sua capitana, il pallone si perde sul fondo, la può tornare nella metà campo avversaria il Dream 5 con il tiro di Asia Boschetto che scende all'improvviso, esce però di poco a lato. Ecco qua pronto il replay del tuttofare Andrea Di Giambattista che racconta con le immagini questa sfida
che mette in palio il titolo regionale Under 17 femminile Endas, ultimo atto di una stagione che ha visto proprio queste due squadre essere assolute protagoniste nella regular season. Tonin intanto lo scambio con Masiero che prolunga ancora per Tonin, la palla però esce oltre la riga nera del rettangolo di gioco del Palacollodi, dunque Dream 5 che potrà ripartire dalle retrovie, lo ha già fatto in modo veloce, imbucata lunga di Teodora Antic, capisce tutto quanto la capitana del Cornedo Fioraso, qui è brava Masiero ad imbucare per il numero 11 Zini, che tiene vivo il pallone, Zini va sulla destra, Zini va a scaricare il destro, una mano e anche il ginocchio con il numero 1 Martina Sula del Dream 5, rivediamo nel replay che concede solo il corner. Dalla bandierina che non c'è il corner per la formazione del Cornedo, il tiro bloccato però dal capitana Arianna Pendina, ancora Cornedo in possesso palla, Tonin lo spazio di andare sul destro, calciare a mettere ancora in mostra i riflessi di Martina Sula, rivediamo subito l'azione. Cornedo che ha già timbrato due occasioni con una doppia risposta del numero 1 Dream 5 Fioraso, l'apertura, c'è la mano della collega capitana Arianna Pendin che non discute la decisione del direttore di gara, braccio aperto, primo fallo di una gara iniziata da pochi istanti. Punizione intanto per il Cornedo, il tiro, un grandissimo gol del Futsal Cornedo, una punizione magistrale, quella di Sara Masiero che si inventa il tiro della domenica, lo ha nelle corde, lo rivediamo subito, il fischio del direttore di gara, poi il tiro perfetto che si insacca sotto il dei pali per il vantaggio di Amaranto. Una finale tutta vicentina, gran gol, quello del numero 10 Sara Masiero, un numero sulle spalle pesante che ha subito dimostrato di indossare con capacità. Cambia dunque il risultato il Palacollodi, intanto l'ultima a toccare in uscita è stata la giocatrice del Dream 5, quindi laterale Cornedo, già battuto dietro per Capitan Fioraso che prolunga avanti verso Zini, un contrasto, recupera palla numero 20 Giorgio Antoniazzi, c'è il fallo però in uscita della numero 11 Camilla Zini. E punizione la prima anche per il Dream 5, già battuta, palla per Teodora Antic, il capitano Pendini va a prendersi il pallone, l'imbucata per la numero 20 che va a calciare, trova subito il pari, Giorgio Antoniazzi, un'imbucata veloce, un 1-2 chiuso nel migliore dei modi, si è aperta la strada, ha alzato la sbarra del telepass ed è volata via solitaria la numero 20 Giorgio Antoniazzi, rivediamo il replay, quasi un tiro libero in movimento a trovare l'angolino lontano scoperto e a firmare il gol del pari. 5 minuti, poco più di gioco e subito due reti, lo avevamo detto in apertura, 13 gol nei due precedenti stagionali, intanto c'è il numero 2 ancora, la numero 11 Zini viene però fermata con un fallo proprio davanti alla panchina del Dream 5, un fallo commesso mi sembra dalla numero 15 Teodora Antic, dunque possibilità con la capitana Alessia Fioraso, si sposta Giulia Tonin, si sposta un trenino 9-10-11 per il Futsal Cornedo, il fischio signor Bellini, la palla per Masiero che va a calciare ancora, trova la traversa con la deviazione di Martina Sula, ancora con un tiro dalla distanza pericolosissima la numero 10 del Cornedo. Corner con Tonin dietro per Capitan Fioraso, la ribattuta di Giorgio Antoniazzi,
pressione del Dream 5, la palla è viva, Tonin sulle corsie laterale, brutto fallo, questo di Giorgio Antognazzi davanti al direttore di gara, che va subito a richiamare la numero 20 nero-verde, lo rivediamo, è entrata sulle gambe, Tonin con la sua velocità aveva dato fastidio già in precedenza sulla corsia laterale, terzo fallo, partita aspra, comunque fin qui corretta, ancora punizione, ancora un tiro ribattuto, la palla carambola sul destro di Tonin che va a calciare, c'è ancora la deviazione di Sula, un po' in affanno in questo momento il Dream 5 che dopo aver trovato il gol del pari ora ha rischiato un paio di volte sui tentativi del Cornedo, Capitan Fioraso dietro per Masiero, la puntata fermata da Antognazzi, tiene vivo, anzi no, fa sfilare fuori Zini, laterale per la formazione di mister Lisa Molon, già battuto dietro per Masiero perde il pallone, glielo ruba la capitana Pendin che poi calcia fuori. Si è un po' arrabbiata la numero 10 Blu Amaranto per il mancato aiuto delle compagne. Intanto è entrata anche Giulia Carollo con la maglia numero 6 a dare aiuto in fase difensiva, a far rifiatare la capitana Fioraso. Palla prolungata, recuperata dalla Dream 5 con Antognazzi che fa partire Pendin, ad uscire già da Vaccari nei tempi giusti dalla sua area di competenza, laterale già battuto, palla per Antognazzi, giro palla verso Asia Boschetto, il tiro, non c'è deviazione, non c'è il corner, dunque ripartirà la Vaccari. Tra l'altro subito aveva detto Asia Boschetto, aveva fatto segno ai compagni che non c'era stata deviazione, qualche protesta in sottofondo, palla per Tonin sul fondo, la giocata per la neoentrata, maglia numero 7, 27 Ginevra Santa Giuliana che tocca per ultimo il pallone, la palla arriva da Antognazzi, il tiro, bravo qui c'è da Vaccari che subito fa ripartire Tonin, non riesce però a calibrare un passaggio giusto per la numero 9 Blu Amaranto. Riparte allora la Dream 5 da dietro, lo scambio, il triangolo tra Antognazzi e Pendin che non arriva, fa buona guardia Vaccari che fa subito ripartire il gioco delle sue compagne, palla per Carollo che smista a destra verso Masiero, cambio lato verso Tonin, l'imbucata cercata per un passaggio mezza via, ringrazia comunque Giulia Carollo. Laterale Dream 5 quando sono passati 10 minuti di gioco, Antognazzi, un passaggio che non va a buon fine all'indirizzo di Asia Boschetto, laterale che verrà battuto dopo che la numero 15 Teodora Antic si è legata per bene gli scarpini, battuto palla dietro per Carollo, giro palla, Santa Giuliana sullo stretto viene fermata, intanto è entrata anche Antonella Buon Aiuto, il pallone che resta lì, la palla proprio per la Buon Aiuto che non è precisa da parte di Carollo, dunque rimessa laterale per la squadra di mister Omar Dalmaso che arriva direttamente dalle mani di Vaccari che apre per Buon Aiuto che va a toccare uno dei suoi primi palloni, lo scambio, brava qui Teodora Antic a recuperare il pallone servitogli ancora da Asia Boschetto, la palla per Antognazzi che va a calciare un pallone fermato da Carollo, la possibilità di contropiede allora per il Cornedo con numero 27 Ginevra Giada Vaccari che ha cercato di servire sulla corsa Buon Aiuto, recupera Dream 5 che perde ancora un pallone, serie di errori da parte di entrambe le squadre. Poi Boschetto con la sua esperienza, lei che è una fuori quota, classe 2007, al pari di Giorgia Antognazzi, anche lei classe 2007, con la sua esperienza ha dato tranquillità al gioco delle sue compagne. Vaccari per Carollo,
il rischio, Pendin gli stava per dare il pallone, anche in un secondo momento va vicinissimo a fallo, si prende un fallo laterale che la stessa Pendin batte dietro per Asia Boschetto, suolata e poi passaggio dietro per Teodor Antic, imbucata verticale per Pendin, Boschetto, Antic ancora per Antoniazzi, fermata il fisico, poi c'è il fallo però, attenzione, c'è il quarto, no, solo ravvisate la rimessa laterale per la formazione del Cornedo. È arrivato il fischio del direttore, il signor Damiano Bellini. Intanto Asia Boschetto con il corpo respinge un pallone, bella la giocata, il numero non capisce però, non capiscono la giocata della numero 27 Santa Giuliana, piccolina ma dotata di una buona giocata. Attenzione, palla velenosa recuperata da Antoniazzi, ci rimette una pezza poi la numero 6 Carollo, palla per Santa Giuliana che va via in velocità, viene però fermata dal fisico di Teodor Antic che fa sfilare fuori il pallone e Dream 5 che può ripartire da dietro. Boschetto apre per Antic che torna ancora da Boschetto, costretto a calciare lontano il pallone, pallone che resta in campo, esce in questo momento. Intanto fuori Antic al suo posto, entra la gemella Isidora Antic, maglia numero 16, palla intanto con Carollo che vince un impallo, poi va a calciare, c'è una deviazione, no, ripartirà Martina Sula, c'è il calcio d'angolo come volevano i tifosi del Cornedo seduti in gran numero alla mia sinistra. Buona presenza anche del Dream 5, qui bella la palla per Santa Giuliana che viene fermata da Asia Boschetto che poi non riesce ad indirizzare il pallone all'indirizzo di Antic che era arretrata, laterale battuta dal buon aiuto dietro per Giulia Carollo. Intanto è rientrata la marcatrice del Cornedo, Sara Masiero, dopo aver rifiatato qualche minuto, quindi intanto Carollo va a dar fastidio alla numero 20 Giorgia Antoniazzi che poi esce dal campo dopo quasi 15 minuti di gioco. Al suo posto fa il suo esordio quest'oggi Lucia Del Bosco con la maglia numero 9, palla per Santa Giuliana che viene fermata da Asia Boschetto, di potenza da Boschetto che nel pallone la giocata Santa Giuliana che mette in fallo laterale, già battuto il laterale in malo modo. Intanto fuori nuovamente Masiero, al suo posto è rientrata, intanto ecco la capitana Alessia Fioraso che distribuisce i palloni da dietro. Santa Giuliana, è entrata anche Arianna Fioraso, la sorella della capitana e gemella, palla intanto per Alice Zanazzo, Asia Boschetto, il tentativo di apertura da buon fine, laterale blu amaranto con la numero 27 Ginevra Santa Giuliana che apre dito verso Alessia Fioraso, l'imbucata per la gemella Arianna, che ha lo spazio per girarsi sulla sinistra. Santa Giuliana cerca di andare sul fondo, va a calciare, pallone non trattenuto da Martina Sula. Rivediamo nel replay la bella giocata della numero 27 del Cornedo, non ha trattenuto il pallone Martina Sula, palla ancora per la 27 Boschetto, quasi sulla riga di porta, un metro più avanti, respinge e calcia lontano il pallone. Già da Vaccare intanto a far ripartire il gioco delle compagne di squadra. Fioraso Santa Giuliana fermata da Alice Zanazzo, anche lei in campo da pochi minuti in questa finalissima Under 17 regionale femminile Indas, in palio il titolo dopo una stagione che ha visto il Dream 5 chiudere in prima posizione con 20 punti, 2 in più del Cornedo, le due squadre migliori. Arianna Fioraso intanto
sul punto di battuta di un fallo laterale dietro per Santa Giuliana, porta il pallone sul sinistro, calcia, ma c'è sempre a fare buona guardia Asia Boschetto, che poi calcia e allontana il pallone direttamente tra le mani di Giada Vaccari, che lo rimette in gioco per la sua capitana Alessia Fioraso. 17 di gioco intanto, 1-1 per la Collodi. Arianna Fioraso, lo scambio con Santa Giuliana. Alessia Fioraso ancora per Santa Giuliana, che arma il sinistro, si riprende il pallone, poi esce bene Asia Boschetto e perde, lo recupera ancora, possesso ancora il Dream 5 perso, recupera il Cornedo, non è preciso il passato, possibilità di contropiede allora con il Dream 5. Isidora Antic per Zanazzo, il destro sul secondo palo, arriva in scivolata senza però trovare il capin vincente. Intanto Farmelli gioco, colpita Asia Boschetto, si avvicina il tecnico Omar Dalmaso, un colpo fortuito che non ho visto, Asia Boschetto a terra, mano in volto, si è avvicinato Omar Dalmaso, si è avvicinato anche Antonella Zorzo, dirigente, ha detto ai direttori di gara per il Dream 5. Ci danno il 5 intanto Arianna Fioraso e la Boschetto che si rialza. Intanto tra i pali ora c'è Matilde Zarantonello, subentrata a Giada Vaccari, si è scaldata a lungo la numero 1 del Cornedo, un cambio penso pilotato e già scelto, quello dell'avvicinamento di due portieri. Intanto con la 22 per il Cornedo probabilmente, chissà, la numero 22 è Melissa Pretto, che non aveva il numero nella distinta. Cornedo intanto, sai Andrea che bella figuraccia se andiamo ad esultare per un gol di una giocatrice che non ha nemmeno il nome, non è cancellata, quindi penso sia Melissa Pretto. E c'è intanto il time out chiesto da mister Dalmaso, che richiama in panca le sue ragazze quando mancano 10 minuti al termine del primo tempo. Lo vedete anche in grafica, il punteggio di 1-1 tra Dream 5 e Futsal Cornedo, partita equilibrata con il sound del DJ Michele Di Giambattista, arrivato direttamente dall'isola di White per rallegrare questo time out con dell'ottimo sound. Ottimo sound a cui verrebbe da accompagnare. Intanto esultiamo perché c'è il vantaggio del Vicenza con la Verde. Al 46esimo del primo tempo festeggiamo. Anche qui in tribuna saranno felici ovviamente anche le ragazze in campo in una sfida regionale, finale regionale tutta vicentina. Sono tornate in campo intanto le squadre, si riparte con la palla e gol, raddoppio di Giorgia Antognazzi, rientrata dopo il time out, trovata, cercata sul fondo, la girata del numero 20 del Dream 5 e palla che si insacca sull'angolino lontano, rivediamo il movimento. Palla e poi il tiro di prima intenzione, nulla da fare per Matilde Zarantonello, che è uscita sulle ginocchia per cercare di coprire tutto lo spazio di porta, ma è stata bravissima a trovare l'angolino lontano. Attenzione a Carole, la risposta del Cornedo, Carole in mezzo, il gol del pareggio della numero 22, Melissa Pretto, che ritrova subito la parità. L'invito a nozze lo ha servito Giulia Carollo. Rivediamo nel triangolo, Giulia Carollo sul fondo, poi messo in mezzo un pallone perfetto della numero 22, anche lei in campo da pochi istanti. Penso sia Melissa Pretto, è l'unica giocatrice non
eliminata con la riga, manca però il numero. Fatto sta che subito ristabilita la parità, grande equilibrio in questa finale, ancora la 22 da terra, mette fuori il pallone, una sfida avvincente e siamo soltanto al 22esimo minuto del primo tempo. Isidora Antic, l'errore di passaggio per Antoniazzi, palla già battuta avanti per il numero 11 Zini che si allunga il pallone, arriva tra le mani, un retropassaggio involontario per Martina Sciula, qualche protesta, sponda blu Amaranto, ancora Carollo dopo l'assist cercava Gloria gol, poi recuperava con Zini che va a calciare, c'è l'opposizione però della collega di numero, la capitana Dream 5 Arianna Pendin che respinge il tiro. Mister Dalmaso invita le sue ragazze a non farsi saltare sull'1 contro 1, forse avete sentito in modalità voce sotto impressione. Cornedo intanto con il tiro calibrato male, qui arriva un fallo laterale, l'errore di Camilla Zini che allarga le braccia, chiede scusa. Intanto dalla panchina si rialza il giocatrice con la Zini, si porta bene sul destro, Zini fermata dalla numero 16 laterale per la squadra blu Amaranto con Sara Masiero che rimette in gioco il pallone dietro per Carollo, giro palla, Zini la finta, il tunnel che non va a buon fine, palla che arriva tra le mani di Martina Sciula che rilancia lunga l'indirizzo della sua capitana Pendin, poi Carollo mette in fallo laterale, lato già battuto da Antoniazzi, addosso al corpo però di Masiero, un possibile 2 contro 2, Masiero sul fondo si allunga però il pallone, il doppio del suo numero, vale a dire Giorgio Antoniazzi, copre la sfera, uscire a fondo campo, dunque sarà Martina Sciula a ripartire, comoda per Zanazzo con il petto Pendin, imbucata in mezzo, fermata prontamente Antoniazzi, possibilità di una gol per il torneo che va sul fondo, la paratona di Martina Sciula aveva trovato il pallone lontano sguarnito, il numero 10, rivediamo nel replay, Sara Masiero, gran parata qui del numero 1 Martina Sciula, ma ancora Cornedo in attacco, ha un po' patito il gol del pari, la formazione di mister Dalmaso, palla che resta lì, brava con la giocata Melissa Pretto, poi si allunga il pallone per evitare problemi, la numero 15 Teodora Antic mette in fallo laterale, già battuto, Carollo il destro, termina a lato il destro della numero 6, ruolo di difesa per Giulia Carollo, riparte il Dream Fight da dietro, Zanazzo sul corpo, tanto rientra Asia Boschetto, nessun problema dunque per la numero 3 del Dream 5, rientrata in campo dopo aver subito un colpo fortuito, ancora una deviazione, ancora un fallo laterale per la squadra che ha chiuso al primo posto la regular season. Asia Boschetto ancora sul punto di battuta laterale, Carollo capisce tutto quanto, può investire una nuova azione, il passaggio sulla sinistra per Masiero, si era fatta vedere in mezzo Arianna Fioraso, tanto è rientrata anche la numero 9 Giulia Tonin, potremmo dire anche sorella d'arte. Tonin, 3 calciatori, il più grande gioca a Pescara, impegnato nei playoff DC con il Pescara, il medio mi sembra giochi Primavera Vicenza e lei invece si è dedicata al futsal, chissà le sfide in classe con il portierone Testoni, intanto brava a chiudere Sara Masiero sulla percussione nero-verde di Asia Boschetto che si prende comunque un fallo laterale a 4 scarsi dalla fine del primo tempo, più ovviamente l'eventuale recupero. Asia Boschetto, pallone in mezzo, arriva lì Pendin, bene a girare subito il pallone verso la porta, ora difesa da Matilde Zarantonello, rivediamo nel replay uno schema, palla fuori di un metro abbondante che 2, intanto Tonin
la giocata fermata da Asia Boschetto, che però è tutta sola, aspetta il movimento delle compagne, cerca di servire la corrente Pendin per vie trasversali, già avuto l'out della parte opposta per la collega fuori quota Antognazzi, che torna dalla 3 Asia Boschetto. Boschetto dietro per Antic, il numero 15 Teodora. Pendin spinta, non c'è fallo, il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco. Laterale di Antognazzi per Pendin, Carollo spara lontano ma non troppo, recupera ancora Dream 5 con Boschetto che cerca la piazzata a destra, palla che termina a lato e Matilde Zarantonello farà ripartire il gioco nei 4 secondi canonici di tempo, l'apertura avanti per Sara Masiero. Carollo, lo scambio con la numero 4 Arianna Fioraso, capisce tutto quanto Asia Boschetto, qui arriva con la forza Tonin a togliere il pallone dai piedi di Pendin, rientra intanto Santa Giuliana, laterale Boschetto, imbucata cercata per Antognazzi, un contropiede, un 3 contro 2, va via Fioraso ma viene fermata dall'esperienza di Asia Boschetto. Intervento rude, chiede anche scusa, ma comunque pulito sul pallone. Ancora possesso di Amaranto, Carollo, Tonin, Masiero, la giocata in mezzo, lo scarico cercato per Tonin che viene fermata dal muro ben eretto da Giorgio Antognazzi. C'è comunque ancora un laterale per la squadra di mister Lisa Molon. Tonin dietro per Carollo, giro palla a destra verso Masiero, il movimento di Santa Giuliana, Masiero, palla sotto il piede, il tiro a distanza, Martina Surezza ancora sopra la traversa, non si fida di arpionare il pallone, palla alta, corner allora per il futsal Cornedo al femminile. Tonin per il tiro in corsa di Santa Giuliana, Martina Sula aiutata poi dalla difesa, spara lontano, il pallone esce, pronta Carollo a fare giocare subito le sue compagne. Masiero per Santa Giuliana, apertura per Giulia Tonin dietro per Masiero, l'ultimo minuto di gioco intanto più il recupero, attendiamo anche in disposizione il signor Bellini. Santa Giuliana fermata, e l'ottimo spunto di Martina Sula che tra i pali dice di no e poi nella ribattuta si prende un laterale. Asia Boschetto, gran parata di Martina Sula. Sula a rilanciare profondo verso Antognazzi che viene però anticipata da Giulia Carollo. Pronta Antognazzi, intanto sta per scadere il tempo regolamentare. Antic portata da Santa Giuliana, la spinta di Tonin su Antognazzi, possesso ancora Dream 5, bravo a chiudere qui Masiero, cerca di ripartire, Masiero braccata ma tiene vivo il possesso per il Corredo. Santa Giuliana, lo scambia ancora con Masiero, si propone Santa Giuliana, Masiero cerca di andare dietro, lo fa verso Tonin che cambia lato verso Santa Giuliana, pallone troppo profondo, abbiamo già superato il 30esimo, intanto segnalato il minuto di recupero dal direttore di gara, il signor Damiano Bellini, ancora qualche scampolo di match, qualche cosa che si deve giocare. Carollo si allunga il pallone, viene fermata, c'è il fallo di Carollo. La percussione è andata a franare contro due giocatrici avversarie. Boschetto intanto vede la Pendin partire da serve, Pendin fermata, questa volta in modo perfetto da Carollo. Santa Giuliana con la velocità va sulla corsia di sinistra, arresta la sua corsa, il pallone, aspetta l'aiuto delle compagne. Tonin, lo scarico dietro per Carollo, abbiamo già superato il minuto di recupero. Masiero, questo fosse l'ultimo tentativo e arriva anche il duplice fischio che manda le squadre degli spogliatoi 2-2 per la Collodi, una finalissima tra Dream 5 e Futsal Cornedo, in palio il titolo regionale Under 17 femminile Endas. Stefano Testoni con immagini di Andrea Di Giambattista vi dà appuntamento al programma del Cinema di Minuti, sempre qui live su Futsal Veneto TV.
palla con Lodi, tra poco il secondo tempo di questa finale regionale Under 17 femminile, 2-2 pari e patta nel primo tempo tra Dream 5 e Futsal Cornedo. Cornedo passato in vantaggio, poi ribaltato da Dream 5 che ha subito però il pari delle blu e maranto di mister Lisa Molon. Un Cornedo che ripartirà dal cerchio di centrocampo in questa ripresa, in questi secondi 30 minuti, in caso di parità supplementari. Si è abbassato anche il volume del sound qui del paracollodi e allora prende il signor Bellini a dare il via a questo secondo tempo sulla tra i pareti del Dream 5 della parte opposta Matilde Zarantonello. Si parte, palla lunga direttamente però alle spalle di Martina Sula, Matilde è il nome invece del portiere Cornedo Zarantonello. Antognazzi, protagonista con un gol, fermata ma un'altra protagonista a segno, Sara Masiero, numero 10 del Cornedo, che ha aperto con una punizione magistrale. Andate poi anche a rivedervela domani, grandissima punizione, togliere le ragnatele dal set. Laterale intanto con la capitana Alessia Fioraso che scarica dietro per Masiero. Movimento delle compagne di squadra, l'imbucata avanti per Zini, fermata in fallo laterale con un intervento tempestivo da Teodora Antic sul laterale per il Cornedo. Zini mette dietro di dare conta dietro per la capitana Fioraso che spara un destro alto però abbondante sopra la traversa di Martina Sula, che farà ripartire il gioco quando è passato un minuto di questa edizione ripresa. Qui un pallone recuperato per qualche istante dalla Cornedo. Antognazzi chiusa da Alessia Fioraso, laterale con Giulia Tonin che mette dietro il pallone per la sua capitana. Giro palla a destra verso Fioraso, avanza Fioraso, testa alta per la numero 10, l'imbucata cercata verso Zini, capisce tutto il Dream 5, Pendin il tiro sul sinistro in corsa, posizione ma non c'è il fallo. Rivediamo nel replay, è arrivato comunque il tiro della Pendin, proteste, sponda Dream 5, Tonin fermata in un secondo momento, il pallone però esce a bordo campo, il laterale Cornedo con Giulia Tonin, scarica dietro per il capitano, giro per la destra verso Fioraso, avanza Fioraso sul corso laterale, viene fermata da Asia Boschetto, lato Cornedo, Fioraso, il pallone scaricato fuori con Martina Sula che cerca di scastrarlo, cerca di toglierlo dalla seggiolina della tribuna utilizzata per le sfide per la velocità per la Collodi. Intanto Fioraso fa uscire il pallone, la rimessa laterale per il Dream 5, chiede scusa la capitana del Cornedo, Antognazzi, scodella per Boschetto, il tiro al volo, poi spara lontano Fioraso, Zini di corsa, buona l'apertura per Antognazzi, il tiro, c'è deviazione secondo il direttore di gara, dunque potrà ripartire il numero 1 Matilde Zarantonello. Anzi no, è angolo. Il direttore di gara aveva segnato una rimessa dal fondo, poi le ragazze in campo con grande sportività hanno confermato che era angolo, qui bravo in due tempi Zarantonello. Fioraso con braccia aperte a dire alle compagne abbiamo difeso male, dobbiamo provare a fare qualcosa di più. Zini intanto non trattiene il pallone, l'Antici glielo ruba, recupera dietro la Tonin si porta il pallone sul sinistro, sul destro, lo scarico per Fioraso che aspetta forse intorno, guarda il tempo per calciare, Zini dalla distanza, va a puntare Antognazzi, la salta, Zini l'ha puntata, qui è bravissima Boschetto e poi Martina Sula scaricare fuori il
pallone per evitare problemi e pericoli avversari. Un Cornedo che resta comunque nella metà campo del Dream 5. Tonin, Fioraso, il numero 10, Blu Amaranto, la puntata che sbatte sul corpo di Boschetto, ancora Cornedo in possesso, Tonin, Fioraso ancora, giro palla per la formazione di Lisa Molon, Zini, poi però non si accorge che il campo finisce oltre la linea nera e la rimessa laterale per il Dream 5. Boschetto, il tiro rimpallato, arriva tra i piedi di un giocatrice del Cornedo, brava però Fedora Antic a prendersi anche il fallo. Che rivediamo nel replay, un raddoppio di marcatura falloso, intanto la palla arriva direttamente dalle mani di Matilde Zarantonello e può far ripartire veloce le sue compagne. Tonin l'imbucata, Boschetto capisce tutto quanto, il contropiede di Dream 5, ottimo Fioraso, ma ancora Dream 5, più brava Zini, Antoniazzi, Boschetto, doppia occasione Dream 5 non sfruttata, Boschetto la finta sul fondo, poi destro, si era liberata solitaria il tiro, non ha trovato però lo specchio di porta, una finta a deludere l'intervento difensivo di Capitan Fioraso e Tonin. Poi però Boschetto, un po' anche la stanchezza che inizia a farsi sentire, ha scaricato in malo modo sulla tribuna retrospalle di Matilde Zarantonello. Qui intanto a rifiatare Fioraso, rientra Giulia Carollo che tocca il primo pallone in questo suo secondo tempo. Carollo lo scambio con Fioraso che va sul destro a calciare, Martina Sula relunga la traiettoria del pallone, smanacciandola lontana in fuori laterale, pronta Zini Abato, la mette in mezzo un pallone, palla che arriva per il tap-in che non è vincente di Fioraso. Che pericolo, che brividi, rivediamo subito il replay, ottima l'intuizione di Zini, non ci è arrivata Martina Sula, non riesce nel tap, intanto stiamo già dalla parte opposta con Antoniazzi che cerca di scaricare dentro il pallone. Tonin fermata laterale per la squadra del Cornedo, battuto da Tonin dietro per Carollo. Fioraso, l'ultima a toccare era stata la capitana Arianna Pendin per il Dream 5 di Mister Dalmaso, brava Tonin a girarsi, non c'è fallo, si lotta, intervento ruvido ma pulito, brava qui Tonin la puntata, a smanacciare fuori, ottima la giocata, superare Boschetto, poi il tiro destro potente, preciso, attenta sul primo palo in copertura. Fioraso la puntata respinta, recupera Fioraso, leggerisce dietro per Zarantonello che mette il pallone sotto la sua suola, apre a sinistra per Zini spara per addosso a Zanazzo che recupera un po' di distanza, fermata con il fallo. Zanazzo vorrebbe anche un cartellino. Antoniazzi, il fallo commesso è quello di Camilla Zini. Antoniazzi un fallo forse, ma anzi senza forse, non speso bene perché la Antoniazzi si era allungata la Zanazzo si era allungata il pallone, non sarebbe potuta arrivarci. Sul punto di battuta intanto Antic, Boschetto e proprio la Antoniazzi, mentre si fa sentire l'urlo Cornedo dei tifosi di Amaranto, la finta e poi il tiro di Antoniazzi direttamente sul lato. Matilde Zarantonello ha evitato il problema, fa ripartire l'azione delle sue compagne di squadra. Siamo già dalla parte opposta con Fioraso che controlla bene lo scambio con un buon aiuto, anzi no, era Ginevra Santa Giuliana, buon aiuto dalla parte opposta del campo, sfila palla verso Carollo ancora da Fioraso si accentra, lo spazio per andare a cercare un tiro, va sul fondo Fioraso, un'imbucata rasoterra che arriva direttamente tra le mani di Martina Sula. Boschetto, l'apertura in diagonale, Carollo capisce tutto quanto, si prende lo spazio per andare a calciare sul fondo, palla
che però non dà problemi a Sula, che sempre ben appostata sul primo palo. Rivediamo subito con le replay di Andrea Di Giambattista, prolungate la palla avanti con Antognazzi che vince il rimpallo su Carollo. Antognazzi ancora dietro per Boschetto che fa sfilare verso Antic, Boschetto ancora per via orizzontale, pericoloso il passaggio, ancora possesso del 5, Boschetto berretta vista da Ginevra, Santa Giuliana che va a dar pressione, Santa Giuliana a distanza, guida il pallone, poi calciato lontano da Antic, direttamente dalle mani di Zarantonello che apre a destra verso Fioraso. Se la sta per andare il primo terzo di questa ripresa, 10 minuti che scuteranno tra pochi istanti, più bella la giocata di Ginevra Santa Giuliana, capisce tutto Boschetto che si rifugia in fallo laterale. Iniziano ad alzare i decibel, soprattutto i tifosi blu amaranto. Carollo, Ginevra Santa Giuliana cerca il pallone profondo per Fioraso che ringrazia, l'applauso non è preciso. Pendin, la capitana, sull'urlo che stava all'incitamento dei tifosi Dream 5. Carollo premenda per buon aiuto e cerca di andare sulla costa di destra, viene però fermato a Zanazzo, si prolunga il pallone, Sula se lo prende, voleva rilanciare veloce, ha rilanciato per Boschetto, fermata da Fioraso, laterale per il Dream 5 che resta in possesso. Boschetto con la schiena a Fioraso non ferma il pallone, poi lo scarica fuori Zanazzo, dunque rimessa laterale Cornedo. Carollo a destra per buon aiuto, il triangolo che va a buon fine, Carollo l'avanzata, la palla che arriva tra le mani di Sula, hanno rischiato di un fallo, poi Sula rilancia lungo verso Zanazzo con il petto medio giù il pallone, Antic, lo scambio per Boschetto sulla pressione del Cornedo, Boschetto tiene vivo la sfera, qui arriva Ginevra Santa Giuliana che lo fa carambolare, si prende un laterale importante, la piccoletta blu amaranto. Carollo dietro per Fioraso lo sposta il pallone sul sinistro e porta poi sul destro, una puntata sbilenca, era buona l'idea ma peccato di mira, il numero 10 del Cornedo. Zanazzo cercava Pendin, palla fuori, tra poco rientrerà il numero 22 Melissa Pretto, lei ha segnato il gol del 2-2, cercava l'imbucata qui per Santa Giuliana, capisce quanto Pendin che fa partire Zanazzo, ci prova, capisce tutto Zarantonello che si prende il pallone e lo recapita comodo per Carollo, lo scambio per Pretto che Cincischia va a colpire con il pallone la cabeza del buon Michele Di Giambattista. Intanto è arrivato il time out richiesto da mister Dalmaso che richiama le ragazze del Dream 5 per spiegare come uscire da questo momento delicato. Intanto con l'ausilio di tutto campo andiamo, visto che di derby si tratta, a controllare che il Vicenza sta vincendo 2-1. Andrea la partita si sta ancora giocando, dovrebbero essere comunque quasi i minuti finali, restando in campo giovanile di calcio a 5 andiamo a vedere l'Under 19 del Cornedo che giocava il ritorno con Mestre Fenice, sconfitta per 5-2, quindi finisce il cammino, nonostante la doppietta di Nicola Amoroso, il cammino ai playoff della formazione blu amaranto di mister Angelo Lotti. Qui vanno comunque i complimenti per il campionato fatto, ma adesso sono rientrate le squadre in campo, 16 minuti esatti ancora da giocare,
rimessa laterale per il Dream 5 con Mister Del Maso che poco fa ha chiamato il suo time out a disposizione. Si gioca Boschetto, l'apertura a destra per la numero 3 che prolunga per Pendin, lo scambio cercato con Boschetto che deve rincorrere il pallone. Antic, intanto Isidora rientrato in campo, scodellato il primo avanti per Zanazzo, recupera bene Melissa Pretto, la Pretto con il 22 cercava la giocata sul secondo palo, aveva alzato la testa, non è però riuscita ad indirizzare bene il pallone. Intanto pallone che sfida dalle parti di Zanantonello che rilancia lungo, lo arpiona con la gambona alta Arianna Fioraso, quasi una mossa da karateke. Tonin sul fondo, fermata in corner con una deviazione di Zanazzo. Il corner è per il Cornedo con Tonin dietro per la capitana Fioraso, ancora palla viva per Tonin, sono in campo entrambe le sorelle Fioraso. Tonin qui costretto di straordinari, lo scarico per la sua numero 1 Matilde Zanantonello che però poi calcia fuori il pallone, non sapeva se poteva prenderlo tra le mani. Ha regalato un corner al Dream 5 dietro per Boschetto, il tiro che va fuori di poco, ma quasi a lambire il palo lontano. Lo rivediamo con il pronto replay di Andrea Di Giambattista che vi regala le immagini e la regia di questa finalissima regionale Under 17 Endas femminile. 2-2 dopo 14 minuti è ancora fermo sullo score del primo tempo il risultato parziale tra le due squadre. Il pallone si stava muovendo, il Pendin intanto fermata da Fioraso che poi mette in fallo laterale. Poteva giocarlo sicuramente verso Zanantonello, ha potuto fermare il gioco il signor Damiano Bellini per permettere ad Asia Boschetto di allacciarsi lo scarpino, il fischio per far partire le ostilità. Palla dietro per Isidora, Antic, Boschetto si rifugia da Martina Sura, il suo portiere, lo scambio a destra per Zanazzo, Antic, Boschetto in campo per quasi tutta la partita, è stata fuori qualche minuto dopo un colpo fortuito nel primo tempo. Il Pretto capisce tutto quanto, la Boschetto apre verso Zanazzo che avanza, supera la Fioraso, ancora Zanazzo, fermata da Giulio Tonin che commette il terzo fallo. Giulio Tonin che si prende il cartellino giallo. Un giallo comunque oserei dire sacrosanto, nulla poteva fare altro che commettere fallo la numero 9 Tonini. Intanto in barriera ci sono le gemelle Fioraso, da poco hanno compiuto 17 anni, lo scorso 14 maggio. Intanto il tiro di Zanazzo che si perde sul fondo, il direttore di gara recupera il pallone e in modalità raccattapalle lo gestisce per Zanantonello che fa ripartire comodo per la sua capitana Alessia Fioraso, distribuisce il pallone a sinistra verso Tonin, la tra virgolette, passatemi il termine, cattiva di questa sfida con il giallo rimediato poco fa, quindi un intervento rapulito per Pendin, lo scambio verso Zanazzo va a puntare Pretto, va sul fondo Zanazzo, si ferma, il pallone però è uscito e corner per il Dream 5. Già battuto Isidora Antic, benissimo Tonino ad uscire tra le righe, il pallone che viene sbattuto dal Fioraso, attende il movimento delle compagne, volevano un fallo le ragazze del Cornedo. Pretto è la giocata fine di Pretto, Fioraso per Fioraso, Arianna per Alessia e la capitana Alessia numero 2 sul fondo per Pretto, l'imbucata ancora per Fioraso che viene fermata dall'intervento della gemella avversaria. Attenzione qui Pendin passato, il tiro che viene tra le mani direttamente di Zanantonello, lo rivediamo, buona occasione
in due tempi, il numero 1 del Cornedo, che è entrato in campo a metà primo tempo per prendere il posto di Giada Vaccari, poi non è più uscita dal campo la palla, questa invece è uscita dal rettangolo di gioco e allora sarà rimessa laterale per la formazione di mister Lisa Molon, quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gioco regolamentare. Il pressing del Dream 5 a dar fastidio, poi Zanazzo non trattiene il pallone in campo, laterale per Pretto, è rientrata intanto Antonella Buonaiuto, proprio lei distribuisce per la capitana Fioraso, poi spara fuori, rientra dalla parte opposta invece Giorgia Antognazzi che prende il posto di Asia Boschetto, laterale però, mentre entra anche Ginevra San Giuliana e rientra anche la Fioraso che tocca il pallone per la formazione del Cornedo. Lo scarico cercato, pallone che resta lì, Buonaiuto fermato, arriva ancora tra i piedi di Fioraso, anzi no, pardon, di Masiero, il pallone, ora è la capitana Alessia Fioraso che dà a sinistra per Buonaiuto, Fioraso ancora, Pendin ci mette il piede, fallo laterale per la formazione blu amaranto, nessuno che va a battere il fallo laterale, arriva in questo momento Ginevra Santa Giuliana che si prende il pallone, lo scaricherà presumibilmente, così è dietro per la sua capitana Alessia Fioraso che distribuisce a sinistra cambiando lato per Masiero. Ginevra Santa Giuliana cercava lo scambio, non arrivato con Buonaiuto, resta lì comunque il Cornedo alto, Zanazzo cercava Antognazzi, Buonaiuto tocca il pallone, lo spizza avanti per Masiero, si accentra Masiero, Buonaiuto della parte opposta, qui l'ottima parata di Martina Sula che allunga la gamba, lo scambio ora con Antognazzi che perde il pallone, ma per la rimessa laterale sua, rivediamo tutto nel replay, una deviazione del Cornedo, la puntata opposta, quindi intanto con il petto Carollo fa uscire l'azione del suo, Carollo ancora da allungarsi troppo, però il pallone fermato l'intervento difensivo di Isidora Antic, resta lì Cornedo, Masiero, Buonaiuto, Carollo fermata, Pendin, la voglia di ripartire in contropiede, il tunnel a Masiero, un tocco in più, palla per Zanazzo, fermata da Carollo, Zanazzo il tiro sulla corta ribattuta, ancora il pallone che resta lì, Pendin fermata da Buonaiuto, si salva il Cornedo, occasione d'oro per il Dream 5 per ritrovare ancora il vantaggio, ma bravissima Matilde Zarantonello, una parata importante, poi altrettanto brava la Buonaiuto, ma dalla parte opposta con la numero 10 Masiero che va sul fondo, la suolata, poi lo scarico, poteva ma soprattutto doveva fare qualcosina di più, numero 10 blu amaranto nell'occasione di poc'anzi, qui intanto proprio lei, la 10 Sara Masiero, spizza il pallone con la testa, concede il laterale. Antognazzi in mezzo a un pallone direttamente tra le mani di Zarantonello che rilancia lungo per Ginevra Santa Giuliana, è rientrata intanto Teodora Antic, bene se in Ginevra Santa Giuliana a scaricare il pallone a sinistra verso Masiero, la puntata telefonata però per le mani di Martina Sula che si prende il pallone, Zanazzo scarica avanti, capisce più quanto la Carollo che si prende la sfera, viene però fermata Carollo, ancora lì in possesso palla, rimessa ancora Cornedo, rientra intanto Asia Boschetto per Capitan Pendin, Masiero, l'imbucata cercata per Buonaiuto, Zanazzo respinge come può, concede solo il fallo laterale, resta in attacco la formazione di mister Lisa Molon che riparte ora dalla propria metà campo, si è rialzata tanto anche Giulia Tonin in panchina pronta a rientrare in campo, deve fare attenzione però dopo il giallo combinato di qui, brava Masiero a superare in un primo momento Asia Boschetto che però poi ritorna e costringe all'errore la numero 10 blu amaranto.
laterale già battuto, palla per Antoniazzi che ha lo spazio per girarsi tutto sola, attenta il movimento dei compagni, scarica per Boschetto che torna a chiudere il triangolo per Antoniazzi e lei l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale Cornedo quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco regolamentare. Tonin, buon aiuto Tonin, Boschetto intercetta il passaggio ma non tiene in campo la sfera, dunque ancora Cornedo dal laterale a ripartire. Tonin, ora lei è l'ultima giocatrice di movimento, Carollo, Tonin, lo scarico per Ginevra Santa Giuliana che viene invitata ad uscire dalla numero 15, Fedor Antic recupera ancora Tonin a destra per buon aiuto che va a cercare Ginevra Santa Giuliana, la giocata della numero 27 Bullamaranto, ancora dietro buon aiuto, Carollo, si fa vedere Tonin ma Carollo tiene il pallone per sé, lo scarica dietro per buon aiuto, lo scambio ancora con Carollo, Santa Giuliana cerca di andare sul fondo, viene fermata, c'è il fallo anzi no, il corner, l'ultimo a toccare è stato una giocatrice del Dream 5, rientra intanto Melissa Pretto per questo corner, palla dietro proprio per la Pretto che arriva in corsa, ne va in posizione con il fisico e scarica alto, rientra intanto anche la capitana Alessia Fioraso per prendere il posto di Carollo. Fioraso prende il pallone, lo scarica per Pretto, lo scambio con Santa Giuliana che scarica un mancino però troppo morbido e comodo. Antoniazzi intanto con il tacco ad allungare il pallone, gli applausi per la giocata, però purtroppo fine a se stessa per lei. Intanto ottimo il movimento, palla di Santa Giuliana fermata dalla difesa, però Pretto che fa ripartire dal laterale le sue compagne. Tonin sulla nostra postazione davanti alla tribuna del Paracollodi, gremito anche quest'oggi di tifosi, tanti tifosi accorsi qui per assistere all'ultima sfida regionale under 17 femminile. Intanto Boschetto ferma Tonin al momento del tiro, c'è il corner per la squadra il laterale per la squadra di Mister Lisa Molongia, battuta da Pretto dietro per Santa Giuliana. Fioraso, Santa Giuliana ancora, 3 minuti ancora di gioco più eventuale recupero, un minutino sicuro per il time out Dream 5, vedremo se ne arriveranno 2 qui. L'errore di Tonin per Fioraso, esce Zarantonello con la testa, spara lontano Antoniazzi, recupera ancora il Cornedo con Santa Giuliana, lo scavetto, cercare la corsa di Melissa Pretto che però si era accentrata, palla fuori, già ribattuta l'out. Boschetto, l'apertura per Zanazzo, tutto solo Zanazzo, si erano persi la numero 10 Alice Zanazzo, bravissima Matilde Zarantonello, rivediamo a respingere il tiro, un tiro di poco alto, quello invece di Fedor Antic, con il Cornedo che riparte, gran brivido, lo rivediamo nel replay, l'abbiamo visto in live, ecco qui il tiro precedente. Fioraso, Pretto, salta a Boschetto, recupera Tonin, palla deviata che arriva tra le mani di Matilde Zarantonello, meno di 2 minuti. Zarantonello, rilancio lungo per Pretto che tiene giù il pallone bene, ne è fermato per dare il recupero di Boschetto, ancora Cornedo in possesso, Tonin che cerca di andare sul fondo, viene fermata in fallo laterale dalla numero 10 del Dream 5 Zanazzo, laterale Cornedo. Tonin per la capitana Alessia Fioraso che trova un'ottima conclusione ma non lo specchio di porta, palla lunga di Sula per Antoniazzi, fermata da Fioraso, laterale
però da ripetere probabilmente il pallone in campo. Si arrabbia la Fioraso, qui ancora Zanazzo vicina a dar gran fastidio alla porta avversaria. È entrato intanto Masiero per questo finale. Masiero va sul fondo, Masiero la puntata con la Sulla che si ritrova lì, il pallone all'ultimo era coperto, non l'ha visto arrivare, gran salvataggio, Masiero, il gol, la parata, il palo che va a salvare la Sulla, che rilancia lungo, che brivido, che emozione in questo finale. La traiettoria del pallone che sembrava entrare invece si è fermato lì, poco dopo la riga di porta, recupera ancora il Cornedo, un Cornedo che vuole provarci fino all'ultimo, un po' sul legame in questo momento, rivediamo il replay, lasciata sola Masiero, la risposta, il pallone che tocca forse anche il tifoso che aveva alzato il dito medio, ma non è arrivato il dito medio, l'indice, ma non è arrivato il gol. Intanto 30 minuti, non ho visto il recupero decretato il direttore di gara, che controlla l'orologio, forse lo ha già dato nell'emozionante finale di partita. Ginevra Santa Giuliana, l'apertura per Pretto, fermata dal muro di Teodora Antic, resta lì però il Cornedo, 20-30 secondi se non sono già andati, ovviamente si giocherà per un altro 30 secondi e poi serviranno forse, se questo sarà un risultato, i supplementari. Palla messa in mezzo, cercato di mettere in mezzo, è ancora laterale però Masiero aveva cercato di tenere vivo il suo pallone. Masiero in mezzo, ancora ribattuto da Zanazzo, Masiero dietro per l'S Fioraso che scarica dalla distanza, palla arpionata anche da Martina Sula, Zanazzo, Boschetto che spara lontano, il direttore di gara, il signor Bellini, controlla il cronometro, ancora un minutino forse, ancora non c'è il tempo per una meritata birra, caro Andrea, dovremmo aspettare ancora un po'. Qui palla lunga intanto e c'è il duplice fischio del direttore di gara che dà continuità alla sfida, una sfida che continuerà con i tempi supplementari, 2-5 minuti con Sondra e poi magari anche il replay. Prendiamoci qualche secondo di pausa con il sound del DJ di Giambattista e poi di nuovo qui per i supplementari. Niente supplementari, direttamente calci di rigore. Il signor Bellini è andato a disporre il pallone sul dischetto della porta alla nostra destra, dunque saranno i penalty a decretare la squadra che alzerà il trofeo Veneto. Due capitane, Arianna Pendin e Alessia Fioraso. Decidere chi inizierà le lotterie di calci di rigore. La porta diventa sempre più piccola, Mister Del Maso là con le sue ragazze, in mezzo al campo ci sono già invece il blu amato del Cornedo, il mister Lisa Molon, che va dando indicazioni al suo portiere, ancora avanti indietro.
cambia lato, si va dalla parte opposta, ora si muovono anche i tifosi. Ma scusi, lei è qui perché c'è il penalty allora nella porta della nostra sinistra. Allora niente calcio, ma qua per la gnocca, ragazzi, bravi. Sarà il Cornedo a battere il primo penalty, c'è già posizionata la numero 1 Martina sulla linea di porta, la porta della nostra sinistra. Vedremo chi andrà a battere il primo rigore per il Cornedo. È Giulia Tonin con la maglia numero 9 a cercare di aprire le ostilità di questa lotteria. Tonin contro Sula, il fischio del signor Bellini che arriverà tra pochi istanti, rincorsa del numero 9 Amaranto che va a calciare il tiro, la parata di Martina Sula che dice di no, e adesso toccherà a Giorgia Antognazzi contro Matilde Zarantonello. Antognazzi che cercherà subito il vantaggio per il Dream 5. Rincorsa di Antognazzi, il tiro, il gol per il vantaggio Dream 5 dopo il primo penalty. È avanti la formazione di mister Dalmaso. Ora tocca a Sara Masiero posizionare in un silenzio assordante del Palaccallodi il pallone sul dischetto. Rincorsa dritto per dritto, si sposta a sinistra per caricare il destro, la Masiero che va a calciare tenendo a scango a Martina Sula, ritrova il pari e può tornare avanti il Dream 5 con Teodora Antic. Secondo rigore Dream 5, subito l'abbiamo rivisto anche con il replay di Andrade Giambattista, poi si andrà subito giù per le premiazioni. Rincorsa Antic, il tiro e il gol che riporta avanti il Dream 5. La palla morbida, rasoterra, aveva battezzato anche l'angolo giusto il numero 1 del Cornedo, ma non è arrivata sulla sfera. Ora mi sembra di aver visto Antonella Buonaiuto, sia proprio la numero 7 del Cornedo, la rincorsa, dopo il fischio, il tiro, il gol preciso, andare a scampo da Martina Sula. Rivediamo, ora tocca invece ad Asia Boschetto contro Matilde Zarantonello, mentre si preparano le coreografie per la cerimonia di premiazione. 3 passi per la Boschetto, il fischio, il destro di Asia Boschetto, il tiro preciso a mezza altezza, anche qui la Zarantonello aveva intuito ma non ha però trovato quello sprint giusto. È proprio Matilde Zarantonello ora che va a calciare il rigore numero 4, è il quarto rigore. A livello di matematica andrà da rivedere, Matilde Zarantonello contro la collega Martina Sula, sfida tra numere 1. La rincorsa di Zarantonello, il tiro, il gol. Anche qui la Sula aveva intuito ma non ha trovato la respinta. Intanto per il rigore arriva sul dischetto la numero 18 Garzotto, il gol, il primo pallone toccato in questa sfida, il gol. E adesso la palla è rovente, scotta tantissimo, è tra i piedi di Alessia Fioraso che deve assolutamente trovare il sigillo del pari per dare la possibilità di continuare con il rigore Dream 5. In caso di errore invece sarà festa Dream 5. La rincorsa, il tiro, il gol dritto per dritto della capitana Alessia Fioraso. Adesso tocca alla Zanazzo
contro Matilde Zanantonello. Vediamo se sarà l'ultimo rigore con il 7-6 definitivo oppure se sarà una risposta per dare continuità a questa lotteria. Il tiro gol e il Green 5 conquista il titolo regionale Under 17 femminile con il rigore preciso di Zanazzo. La disperazione per le ragazze del Cornedo, il pianto di Giulia Tonin che si è fatta ipnotizzare nel penalty dopo una grande sfida. Il Dream 5 andrà ad alzare la coppa e allora andiamo giù per raccontarvi anche le premiazioni. Grazie ancora a Andrea Di Giambattista per le immagini, le riprese e via dicendo, pronto a darci il microfono per andare a bordo campo e raccontare le premiazioni di questo atto conclusivo, finale regionale femminile Under 17. Michele non si sente un cazzo, giusto per dire. Dopo una grandissima finale combattuta, complimenti a tutte le ragazze che sono scese in campo. Andiamo con le premiazioni per questo atto conclusivo alla finale regionale Under 17 femminile Endas, con il responsabile Michele Di Giambattista pronto con la coppa in mano. Vorrei un grande applauso per le ragazze del Futsal Cornedo, seconde classificate, hanno lottato fino alla fine
con la capitana Alessia Fioraso. Andate al centro del campo a prendervi l'applauso e la coppa. Complimenti ragazze, allenate da Lisa Molon. L'applauso per Zarantonello, le gemelle Fioraso, Massignani, Giulia Carollo, Buonaiuto, Tonin, Masiero, Zini, Santa Giuliana, Vaccari. Una grande finale persa soltanto nella lotteria dei rigori. Ringraziamento ovviamente va anche a chi dà una mano a Lisa Molon, Marco Zaccaria massaggiatore e le dirigenti Virginia e Ilaria Savegnago. Complimenti ancora al Futsal Cornedo, secondo classificato. Complimenti ancora al Corredo, in bocca al lupo per la prossima stagione, ma adesso invece tocca il momento di chiamare al centro del campo le campionesse regionali del Dream 5. Con il capitano Arianna Pendin, le ragazze di mister Omar Dalmaso vanno a prendersi intanto la coppa per la vittoria della regular season. Doppia coppa quest'oggi per le ragazze neroverdi di Due Ville. Questa è la coppa assegnata dopo aver vinto la regular season con 20 punti, 6 vittorie, 2 pareggi, 2 in più proprio del Cornedo, oggi finalista. Ancora un forte applauso per il Dream 5. Complimenti ragazze, questa era, però Michele, questa era solo la prima coppa, no? Adesso bisogna traslare, però io chiamerei anche l'applauso anche per il direttore di gara, il signor Damiano Bellini. Vai lì in mezzo al campo Damiano per l'applauso, perché comunque hai diretto nei migliori dei modi la sfida. Complimenti al direttore di gara, il signor Damiano Bellini. I complimenti anche per la capitana Pandin. Ma adesso è il momento di andare ad assegnare quella che è la coppa per il titolo. Piano piano, l'MLM, il buon Michele Di Giambattista consegna la coppa alla capitana Arianna Pendin, che andrà a prendere la coppa e a portarla laddove c'è il cartellone dei vincitori. Dream 5 campione! Are the champion. I coriandoli anche a festeggiare la vittoria del Dream 5. Martina Sula, Asia Boschetto, Silvia Cecchini, Alessandra Sula, Matilda Anagamba, Lucia Dal Bosco, Alice Zanazzo, Arianna Pendilla capitana che ha alzato il doppio trofeo, le gemelle Teodora e Isidora Antic, Mia Garzotto, Giorgio Antoniazzi, tecnico, Omar Dalmaso, a chiudere una stagione spettacolare con il titolo regionale conquistato qui al Palacollodi. Stefano Testoni ovviamente ringrazia Andrea Di Giambattista per le riprese video, la corsa delle ragazze neroverdi di Due Ville. L'appuntamento chissà il prossimo anno o magari noi mondi AMDG che si inventerà qualche altra diretta. Stefano Testoni, ringraziamento a chi ci ha seguito, buonanotte e un bacione a tutti.